appuntamenti di mercoledì 1 ottobre, taglio del nastro per la 13ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema Indipendente a Celle Ligure. La rassegna quest'anno è dedicata a Lina Wertmüller e durerà fino al 5 ottobre, l'inizio dell'inaugurazione alle 10. Inaugurazione anche per l'anno accademico dei corsi di cultura di Chiavari all'Auditorium dei Filippini di Chiavari in via Raggio, alle 15:30 al concerto del duo Luigi Colombini al sax soprano e Guido Ferrari al pianoforte. Nuovo appuntamento della rassegna all'arte in economica alla Galleria Grasso ospita la mostra Vediamoci in giardino dell'artista contemporanea Elisabetta Sonda, orari di apertura dalle 16 alle 20 in piazza San Giovanni a Chiavari. A Palazzo Spinola di Genova si apre la rassegna e i concerti d'autunno, alle 17 si esibisce il pianista Giacomo Battarino. Nella sala Garaventa della Società Economica di Chiavari è allestita la mostra di pittura Variazioni su Giobbe di Sandro Frera. Le opere, realizzate con tecniche diverse, passano da illustrazioni colorate e figurative a immagini più dense e astratte. L'esposizione è aperta dalle 17:30 alle 19:30. Al Cinema Sivori in salita Santa Caterina a Genova c'è il documentario Semplicemente Piera di Manuel Gilberti, l'inizio alle 21.